Convegno provinciale su bullismo e cyberbullismo, l'utilizzo consapevole e sicuro del web, la convivenza civile e educazione alla legalità. E questo il tema dell'appuntamento organizzato dall'ufficio scolastico di Agrigento, diretto, collaborato dalla docente Stefania Ierna e dal CPIA con l'ingegnere Santino Lopresti. Un appuntamento che stiamo vedendo molto seguito da oltre 500 alunni. Sì, stamattina qua sono presenti una rappresentanza dei vari alunni delle istituzioni scolastiche, perché l'adesione a questa iniziativa è stata massiccia, ma noi non abbiamo avuto la forza, perché erano tutte iniziative e attività valide, e le abbiamo fatti partecipare tutti, naturalmente con una rappresentanza. Oggi ricorre anche la giornata regionale per quanto riguarda il bullismo, la prevenzione del bullismo e cyberbullismo. È stata istituita alcuni anni fa dall'allora assessore regionale di concerto con il nostro direttore generale. Noi come però provincia di Agrigento, guidati dal dottore Zarbo e io che sono la referente provinciale proprio sul bullismo, assieme al gruppo abbiamo portato avanti diverse iniziative nell'ambito della prevenzione del bullismo e cyberbullismo, iniziative varie che vanno dalla diffusione nelle varie scuole di questionari per vedere un po' come viene percepito questo fenomeno non solo dagli alunni ma anche dalle famiglie, ma per sensibilizzare, informare e formare. Sono state poi realizzate varie altre iniziative che non sto qui a dilungarmi. Quella che stamattina ci preme è proprio per noi è una soddisfazione, credo per il dottore Zarbo in modo particolare, vedere qua stamattina tanti ragazzini assieme ai docenti, assieme ai genitori, assieme ai dirigenti scolastici, e quindi questo per noi credo che l'obiettivo si può dire che è stato raggiunto. Proprio l'obiettivo era quello di sensibilizzare, la presentazione qui di tutte le buone pratiche che hanno realizzato nelle scuole, la proiezione, le descrizioni sintetiche sono la testimonianza che la provincia di Agrigento è avanti per quello che riguarda il contrasto e la prevenzione del bullismo e cyberbullismo. Questo è il secondo anno che lo ospitiamo, noi siamo contenti di ospitarlo perché è una struttura che si presta, oltretutto serve anche a far conoscere ai ragazzi, a tutta la provincia, questa istituzione scolastica che è di nuova istituzione, quindi dal 2015, per cui se è giusto sapere cosa avviene e qual è il lavoro che noi facciamo. Però oggi il tema è il bullismo e il cyberbullismo, qui è un comitato scientifico provinciale, tutti i lavori che sono arrivati, ben 36 istituti, tra istituti comprensivi e istituti superiori sono messi in una fila per essere realizzati. Il tempo sarà molto lungo, e però siamo contenti perché questa grande partecipazione vorrà dire che il tema incontra, c'è un dibattito nelle scuole, e posso dire in tutte le scuole agrigentine, perché oltre alla nostra giornata, questa giornata conclusiva, quelle che abbiamo fatto durante l'anno scolastico, anche altri istituti si sono anche organizzati in maniera autonoma. Questo è importante perché questo tema, come diceva il ragazzo della consulta, Luca Faraone, è un tema che travaglia, che lascia una cicatrice, difficilmente riesce a sanarla nel tempo, per cui l'invito che io faccio ai ragazzi è quello di non pensare che tutto sia uno scherzo, diamo senso alle cose che facciamo. Agli adulti avere una grande attenzione, quando vediamo un momento di difficoltà interveniamo, perché questo si può risolvere se vi è una fiducia da parte dei ragazzi nei confronti degli adulti, perché questo tema si risolve, questo problema si risolve parlandone, e io l'invito che io faccio a questi ragazzi è: parlatene con la persona di cui avete fiducia, però parlatene, perché solo parlandone si può dare soluzione al bullismo, al cyberbullismo. Se invece lo si tiene nascosto non si fa altro che avvantaggiare il bullo, che poi oltretutto è un'altra persona che deve essere recuperata, perché anche lui, vuol dire che avrà dei problemi per agire in quel modo.